chiamo il primo che si mette in linea per salutarlo direttamente. In linea cosa intendi tu? In Non è che linea. puoi farmi fare la dieta, No, in linea, nel senso che si mette in... Che io già quando sento in linea già mi preoccupo. Sì, attualmente non c'è nessuno perché ancora dormo. Anche perché il tempo giustamente È l'ora di capito? pranzo. L'ora di pranzo giustamente uno Si deve si deve- preparare il pranzo in cucina. Esatto, Qua c'è esatto. un buon odore veramente oggi a casa di Rosy. Sì, Sì, hai sì, cucinato sai cose preparare. belle tu. Sì, oggi ho preparato brodo di pollo di casa. Di pollo. Sì. Inizia, Complimenti. pollo. E che Il pollo era? sapore, l'odore. Buongiorno, questa è Anna. Anna Manfrà. Anna. Ciao Anna, buongiorno anche a te. Sì, da lontano ci vedo. E come ora scusa? Anna, tu oggi che prepari a pranzo? Anna, c'è Rosy che vuole sapere che prepari, se prepari cose buone. Lei per esempio Casomai veniamo a prepara, mangiare da te. prepara il pollo. Il pollo è uno degli alimenti preferiti mio, perché io il Vero. pollo, Poi- c'è stato un periodo che mangiavo sempre pollo. E poi il Ah, pollo io di casa. alimenti, Ah. Il pollo di casa è. io alimenti è preferiti ottimo. non ne ho, basta che mangio, non ce n'è problema. Esatto, tu giustamente. Ah, Rosalba è brava. Grazie. Anna ti conosce perché si vedeva ai video di quando tu cucinavi cose, per cui A cucinare, sì. giustamente. A cucinare sì, però evito, Anna, perché altrimenti Non lo so, io mangio poco. hai visto che sembrava Anna che mangia C'è poco? Non sai qualcuno come- che scrive che ha fatto del... Ale Verona, Buongiorno, buongiorno. chi? Ale di Verona, buongiorno. Ciao Ale di Verona. Vamos! Alzate il volume, non si sente. Ah, sì. Aspetta, ci do il microfono, dai. Parla, Il volume Savaisato, Parla. forse Savaisato, boh, non lo so. parla. Forse il cassuto, boh, vediamo. Sì. Come si sente ora? Ci sentite? Si sente meglio? Io mangio, Fateci sapere. io mangio tanto e non non ingrasso ingrasso. mai. Complimenti, questo. me la dai questa ricetta? Angel Sì, sì. mangia tanto e non ingrassa mai, è fortunato perché sai, Non sei come me. Io mangio No, tanto, vabbè, mangiamo- Avrà una costituzione che può mangiare tutto e non certamente, ingrassa. certamente, giustamente. mangio tanto e mangiando- ingrasso tanto. Io mangio e non ingrasso mai. Anch'io mangio ma non ingrasso. Sì, lei è sempre male. Proprio- Io penso che è mangi sempre- più di noi tu. Sì, sì, sì. Però- Un pollo intero ora. E del pollo cosa ti piace? Il collo, il petto, la coscia. Petto, coscia, tutto. Il petto ti piace? Il petto per me lo trovo duro. A me piace No, la ma se lo coscia, sai il collo. cuocere, ma se lo sai le ali. ma se Se lo sai cuocere poi bene, il pollo di casa. è ottimo. Il pollo di Ah, casa, ragazzi miei. Certo. Non è che stiamo babbiando. Tu Sì, l'hai mangiato pollo di mai il casa. pollo di casa? Il pollo pollo di casa, tutta Fatte un'altra nelle cosa. nostre... Tutta un'altra sostanza. Certo. Allora ragazzi, Nei nostri dato che getti. siamo in Mattinata sfacinata. mattinata sfacinata, voglio dire Yes, voglio capo. Angelica ha detto yes, capo. Yes. Che vuol dire? Che si sente bene? No, Rosy. no. Rosy, io sento bene. Angele che mangia tanto. C'è e non una che ingrassa. sente bene, Rosy. Adesso si sente meglio. Ha detto Anna Manfra che La adesso coscia. si sente meglio. Grillo, Angelo si tesori. Deni dice che Grillo, sente grillo che bene. cosa dà? Grillo. Angelica dice che ci piace Il la grillo? coscia. Allora. No, tutto Grillo petto. parlante. Ci ha Coscia, detto sì. tesoro. Buongiorno Alberto, un saluto da Brescia. Ciao, come si chiama questo di Brescia? Ciao. Mi? Non lo so. Da Oh, dove? tu mi E io ho dici che ci vedi. problemi Ma appunto di vista. MR c'è scritto. MR. Allora, ciao MR, grazie. Finalmente il live. Grillo è cosa dà, giusto? Grillo Non è Rosy. pensante. Sì, Rosy. Rosy vedi del che genere. dai, La nostra amica Rosy. Ma Ciao quando ci viene a Rosy. trovare? Un bacione Rosy, quando dici ci vieni viene a trovare. facciamo una bella cena, come Una bella abbiamo cena, una fatto, bella mangiata. come abbiamo fatto il Capodanno 2018, mi pare che... Forse 2017, forse. Non mi ricordo se era 2017 o 2018. Forse 2017. Sono passati un bel po' di anni, Rosy. Però Beh. noi ci teniamo sempre stretta una bella Sì. Rosy. Wow! Abbiamo qua la nostra Rosa. Vi stavo dicendo, se eventualmente fra di voi
che ci state guardando in questo momento. Deborah il Covid. Ho il Covid, ma sono davvero contenta di aver scelto oggi di fare la diretta. Spero che un giorno di porvi incontrare. Ciao ragazzi, salutami Curuzzo. Curuzzo. Ciruzzo. Ciruzzo. Spero Spero sta che bene. stia bene. E noi, Deborah, ti Ciruzzo auguriamo sarebbe di cicciuzzo. guarire dal Covid prima possibile e Riposati. tornare alla vita normale, e speriamo bene, per ora ci sono tutti questi contagi, purtroppo un po' in tutta Italia. Sono così Nelle leggera. nostre zone ancora di più perché sì. siamo a 2000, E passa, è 2000 e qualcosa. passa. C'è di stare A molto, oggi molto c'è di attenti. stare molto. Io devo dire che l'ho detto anche la volta passata, sono stato un 10 giorni raffreddato con dolori articolari, dolori alla Anch'io. gola. Ci saluta da Bologna, Chi? Antonio da Bologna. Ciao Antonio, un grande saluto anche da noi. Anch'io, Alfredo, ho ancora la tosse, Salvatore. però ho fatto il tampone, sono negativa, Esatto. quindi Salvatore ci saluta da Floridia. Ti Da ricordi? Floridia. Ciao Bella Salvatore. serata che abbiamo fatto a Floridia, quante persone c'erano in Beh, piazza. Floridia, bella, bella, bella Floridia. Con il nostro amico del caffè, come si chiamava questo caffè? Caffè? Non me lo ricordo. Fiore, Aveva Fiore un nome. Contino, che meraviglia. C'è Fiore che scrive. Continuare Ciao, Fiore. bellissimi video manco. Fiore Contorno. Contorno, contrino. Ah, Pure problemi di vista. Ragazzi, volevo dire che io da parte ho dei video perché mi hanno richiesto tra di voi c'è qualcuno che Angel Dark. eh? Angel Dark ci messaggia dalla Sicilia. Angel Dark. Sì. Grazie Angel. Anna dice che dobbiamo fare più dirette perché ci manchiamo tanto. Ti ringrazio Anna. Ci sentiamo. Saluti dalla Puglia. Pugliese, questo Fiore Fiore. Contorno Fiore. è pugliese. Ciao Fiore, bella Puglia. Mi è sempre piaciuta la Puglia. Bella. Perciò stavo dicendo un'altra cosa. Tu hai detto Che prossimamente qua la nostra amica Rosy si vuole mettere a intervistare Cuori Solitari, vero Rosy? Addirittura. Sì. Per cui se fra di voi ci fosse per caso qualche cuore solitario si può Ci presentare contate, certo. perché Rosy è disposta ad intervistarlo tramite chat, giusto? Antonio. Sì. Tramite chat. Sì. Tramite Antonio. chat voi scrivete che tipo di, Certo. di anima gemella vorreste trovare e la nostra Rosy vi intervisterà, giusto? Certo, ti aiuterò, è normale. Così la mettiamo anche in carreggiata perché giustamente si vuole, certo. si vuole E poi Antonio, allenare. c'era Antonio che è di Marsala, però scrive da Bologna, che lavora a Bologna. Ah sì, che lavoro fai Antonio? Che lavoro fai a Bologna? Mariano, in provincia di Como. Mariano. Sì. Sto lontana dalla famiglia, Deborah. E Deborah- Perché però ha il Covid, sta Pure con Deborah? i suoi amici a quattro zampe. Pure Deborah. No, Deborah ha il Covid, non ce n'è altri. Non con ti Covid. preoccupare, curati bene. La nostra Passerà. amica Rosy l'anno scorso ha vissuto pure questa esperienza della Sì. quarantena, del Covid, quindi sappiamo bene di cosa stiamo parlando. Raccontaci quello che è successo l'anno scorso, almeno L'ho preso prima di Pasqua. Prima di Pasqua. Sì, è stato bruttissimo. no. Comunque, però ci siamo curati abbastanza bene con tachipirina e occhi. L'importante è curarsi bene. Dall'inizio, Sì, perché sì, altrimenti sì, le sì. Soprattutto terapie penso di intensive rispettare la quarantena. verranno Ah. scassate. E soprattutto Non vedere vaccinatevi. Non vedere nessuno, vaccino rispettare la importante. quarantena, non puoi uscire se non hai la penale. Comunque, ti auguro una buona Ah, guarigione. Marietta, no Mariano, scusami, io purtroppo Marietta. la vista comincia... Tu, figurati. Mariella, no Marietta? Mariella, Sì. Mariella, tu di Mariella leggiste prima Mariano, poi Mario e poi Marietto. Allora, Doppiamente Angela, Angela è doppiamente vaccinato. E Quindi ne hai invece fatto tu, due. Deborah, che hai il Covid, come sei combinata? Allora, Avevi parlateci, fatto il vaccino? fateci sapere, siete vaccinati, non siete vaccinati, che cosa ne pensate del vaccino? Noi siamo qua anche per parlare.
Se volete sfogarvi. Secondo te è giusto chi è vaccinato deve prendere sto cavolo di virus? Ma il discorso è che la copertura non c'è ancora al 100%. Che dobbiamo Perché era fare? qui. Allora, Deborah ha fatto le 2 dosi del vaccino e doveva fare il terzo. Grillo, io riguardo Ed è tutti i video di incappato. Strano Amore, ti ringrazio Grillo. Scusa se ti chiamo Grillo, ma io ho scritto Grillo e quindi dico Grillo, ma lo so che sei Allora, rosso. Angel invece stava cercando una donna di 31 anni. Ah. E Voleva come deve sapere se essere? siamo single. E Allora, come deve- qua e c'è come- Rosy che ti fa ora delle domande, Angelo. E come deve essere? Mura, bionda, bella, magra, grossa? Come la vuoi? Te la cerchiamo. Mariella ci saluta da Como. Ciao, che Mariella. Si trova in zona gialla. Ciao Mariella, un abbraccio e un bacio. Anna Manfra ha fatto le 2 dosi. Mm, Scusate, devo rispondere al mio figlioletto. sì. Perciò vai, Ehi. continua. Ah. Gli ho detto come la vuole questa ragazza? Perciò Angelo, si chiama Angelo? Sì. Angelo, rispondi qua alla nostra Rosy che ti vuole fare delle domande. Allora, intanto ha 31 anni. Mhm. Poi, L'importante è che è seria e poi semplice come me. Ah, ho capito. E di dov'è? Angela, di dov'è? di dov'è? Di dove sei, Angelo? Così magari gliela cerchiamo, giusto? Certo, certo. Però deve essere seria. E ci manca altro. Angelo, di dove sei? Messina. Di Messina. Ah, bello. Angelo di Messina. Ha 31 anni. E dici che si descrive, vediamo come di aspetto, cose. Ah, certo, si deve descrivere lui, Esatto, giusto? certo. Descriviti un po', dai. Vediamo cosa ti possiamo trovare. Vediamo, ci diamo una cercata. Deve essere generale. seria, sistemata, Certo. bella, curata, giusto? Ti Onesta. piacciono Certo, le nonne curate, no? certo, certo. Ah, descriviti Curate, un che po'. si trucchi, insomma, si mantenga bene, Certo. soprattutto. Sono alto 1,80 e peso 65 65 kg. kg. Un bel ragazzo Magro sono. allora. Ah, Gli occhi di che colore ce l'ha? Va bene, però Ah, Poi ne parliamo. gli occhi di che colore ce l'ha? ok. Ciao. vabbè. Qui hai visto che Vabbè. mi chiama bene. Calos. Carlos. Carlos, ciao Carlos, dimmi tutto Carlos. Angelo è alto 1,80 m, pesa 65 kg, ma sei un bel ragazzo, allora sei magro. Sì, cerca una ragazza molto seria, capito? Adatta a lui. Quindi ragazze, c'è qua Ah, il nostro Angelo che in cerca una pratica- ragazza seria. Carlos dice quando vai a trovare di nuovo a Nino, ma Nino non si trova, non si Nino, trova. l'abbiamo cercato inutilmente, purtroppo è Anna difficile. dice trovare. che io non sono curata per niente. Chi? Anna. Qui è che non è curata. Anna Manfra. Perché non Chi è ti che non curi, è curata? Anna? Chi è che non Anna è curata? Manfrea, Anna Manfra. Poi lui Ah. ha detto a Angela, ha detto che castani e Gli occhi al verdi, sì, tendenzialmente castani, tendenzialmente al verde. Allora, bello, Quindi cerauli diciamo, cerauli che cambiano colore, che da castano diventano verdi. Si chiamano cerauli, tipo Eh, quelli di Rosario. Tipo quelli miei. E Carlos perché ha cancellato il messaggio? Che ha cancellato. Non lo so perché. Anna Manfred, lo so che è brutto diventare così, anche se ora i miei 3 figli hanno quasi 30 anni e le prime 2 e il terzo ha 24. Grazie a voi sto Depressione, meglio. no, ti devi No, curare. quale depressione? Depressione no. Ma che dici, Anna? La vita è bella, bisogna vivere Grazie a ogni voi giorno. sto meglio, ti devi curare, devi Ogni essere giorno bella con deve te essere- stessa. No. Comunque il trucco per andare Deve avanti e essere un non nuovo pensarci inizio ogni giorno. è questo, cioè devi prendere tutto ciò che ti succede ogni giorno a come viene e lo devi accettare. Allora, Daniele, Questo, giusto, Rosa? Grillo Sì, parlante, perché questa è la Rossi cosa per da stare Gela, bene vuole se sapere stessi. notizie di Daniela, l'ex Daniela. moglie di Cicciuzzo, ma noi notizie non ne abbiamo. C'è una che ha Non scritto lo so. quando torna Nino da Paceco. Anna ha 52 anni, bisogna prendere la vita come viene. Questa è una bella nostra principessa che abbiamo oggi, che si chiama Giada. Hai ragione, Bisogna prendere la Angelo. vita come viene. Sì. Bisogna vivere ogni giorno.
e Esatto. vivere quello che E sorridere, abbiamo. pure che ci Vivere e sono momenti sorridere. brutti o belli, bisogna sempre sorridere, vero ho detto? Esatto, sì, sempre, sempre, sì, sempre, sì, sempre. soprattutto questo, perché se uno continua ogni giorno che si alza a pensare ai problemi, automaticamente le negatività vi vengono a trovare. Perché Diventano più ancora di problemi più. diventano ancora di più, Se perché invece più la problemi vita- voi pensate e più le negatività più ne si trovate attaccano a voi, problemi. più ne trovate. È così, Più problemi avete, più ne trovate. Se invece Sempre non ci stato pensate ai problemi, perché i problemi li abbiamo tutti, no? Pensiamo solo a vivere bene, a essere solari, pimpanti e i pesi si alleggeriscono. E come? Che dite? Può essere che così? Sì, Io sì. ho a fianco qua la nostra amica Rosy, che è veramente una È ragazza vero, hai solare, visto che è sempre vero? solare, è È sempre sempre che sorridente. sorride, Noi purtroppo qualsiasi Pure cosa. che ha problemi, non lo fa capire perché Noi- non è seria oppure piange spesso, si lamenta spesso. Ci sono persone invece Che che sono la piene di mattina, lamente. la mattina Si svegliano appena si col pensiero alzano, di già lamentarsi. si svegliano col pensiero di lamentarsi. E noi invece Oggi mi è successo ci questo, circondiamo domani di mi Siete persone tutti positive. solari, Anna Come? Manfred ha detto che siamo tutti solari. Noi ed è ci vero. circondiamo di persone positive. Sì, perché circondato Positive, Positive non attenzione, positive nel carattere. positive nel carattere, nella solarità, nella gioia di vivere. Purtroppo è così. Sembrerà brutto a dirsi, Se tu, ma se ormai tu ti circondi di penso che la persone vita negative, bisogna la loro prenderla sempre negatività con Sì, ti positività e te la leggerezza. trasmettono. te la Nonostante trasmette. problemi, questo Se è tu il invece ti Hai circondi visto di persone positive, Rosy ci ha diventi conosciuto, positivo ha pure. avuto la possibilità di conoscerci, di stare a noi stare con noi una serata e ha visto il modo come viviamo. Avvicinati Noi viviamo perché- in maniera... grazie. Se no, Oh, fa- stringo. sì, Così. il discorso è questo, uno cerca solo di stringersi questo. Insomma. E questo è il discorso, bisogna essere sempre Positivi con se belli, stessi, belli, solari, solari. sorridere alla vita. Allora, sorridi alla vita e la vita ti sorriderà. Ah, così. Perché già i momenti che abbiamo, pieni di paura, pieni di tristezza, pieni di panico, ci hanno allontanato tutti all'interno delle nostre famiglie. Abbiamo paura pure a stringerci, come ci dice qua il nostro Alberto, lui dice di stringerci, ma noi abbiamo pure paura a stringerci. Vabbè, siamo tampionati, quindi ce lo possiamo permettere. E quindi è così, bisogna essere sempre, Positivi. sempre, sempre carichi ogni E giorno soprattutto e accogliere circondarci di ogni persone giorno. positive. Non negative, No, positivi. positive. Ma positive, attenzione, anche per via chat, perché la positività si può trasmettere anche Mamma per via mia, chat. le Messaggi, lamentele. poi, però, Allora, perché poi ci sono persone che ti prendono come esempio, il secchio della spazzatura, no? Naturalmente nel secchio della spazzatura tu che ci metti? Tutte le cose che devi buttare, le negatività, le cose brutte, no? E quindi ti trattano in questa maniera. Però poi alla fine uno dice, ma cavolo, scusate di questa parola un po'... ma una non è che può assorbire tutte le negatività di queste persone, le cose brutte le abbiamo un po' tutti, no? Però bisogna sempre sorridere. Io sorrido sempre. Allora, il Covid la prende come c'è una che saluta, ciao a vacanza. tutti, qui chissà. non ci posso Ciao a fare tutti. niente, devono passare questi 10 Peppe giorni. 86. Uè, Peppe 86. Peppe, Sì. ciao Peppe. Siete una Ciao, bella Peppe. famiglia, grazie. Io vi ringrazio. Cerchiamo di fare il nostro meglio. Questo come si chiama? Montalbano? Montalbano, ciao Troppo dice Alberto, Montalbano. secondo me hai un certo carisma e rispetto molto. Ti sei mai sentito di essere sprecato e di poter puntare in più in alto? Saluti da un ragazzo di Sciacca, emigrato A a Praga. Praga. Come si chiama questo Montalbano? Ah, Sì, Ciao Montalbano, grazie intanto per il complimento che mi hai fatto. Però purtroppo... sì, però se tu ci dici così che è sprecato significa che stare vicino a noi, ha perso No, solo, che c'è? Mi un complimento a me. ha perso solo quota, no? No, che c'è? No, che ti devo dire, Montalbano?
Dico Purtroppo- auguri in ritardo. Noi siamo Dico, in auguri Sicilia, anche a te. che ti posso dire, la nostra regione purtroppo non è che possa promettere granché per i giovani talentuosi o per quelli che hanno un pochino di... Angel, oggi che si mangia? Tipo, te l'ho detto. Allora, a casa di Rosi si mangia Brodo. il pollo di casa fatto a brodo. Se all'antica. vuoi venire aggiungiamo un A posto casa a mia tavola. Attenzione, ancora il non pollo lo che so. fa Rosi non è- lo so. Da Nanna proprio, sì. Pollo A di casa mia ancora casa, non so. Quello Vabbè, che quei si trova, pericosci. si Ah, cucina e si davvero? mangia. Coscia petta. Siete molto giovani, vi do un massimo 25-30 anni a testa. È troppo Wow! buono. Tu quanto ne hai? Vuol dire che vicino a te ringiovaniamo pure noi. Noi siamo vecchi. Sono piccola vecchi ancora, siamo. dai, non si dice l'età. Bene. Angel, indovina tu quanti anni c'ho io? Rose, quanti anni c'ha Rose? Dai, provate a indovinare quanti anni c'ha Rosy. Rose, quanti anni c'ha? La 28. Rosalba ne ha tanti. Quanto te ne sei? 28? 28 vinagre. 28? No. Oh, Allora, Grillo, sole, cuore, amore, sempre su, perché la vita è bellissima, è da vivere, come se non ci fosse un domani. Ogni giorno lo dobbiamo vivere come l'ultimo giorno. 56. Allora. 36, Deborah, 30 anni, 37. Beh, te li porti bene. Peppe di 67? Un po'. Peppe, Bravo, ci bravo. sei quasi vicina? Ci siamo quasi. Ci sei Ah, Ci siamo, quasi, ci siamo. Continuate. No, 33. no, 33. Quasi. Allora, chi di voi indovina quanti anni c'ha Rosalba? Vediamo se Ah, c'è. no, l'età alle donne non si chiede. No, no, Angelo, no. no, Vediamo se abbina. 37. Allora, 39 no. 39 Rosalba, no. quanti anni c'ha secondo voi Rosalba? Rosalba, quanti anni c'ha? Aspetta, saremo interessati a incontrare Filippo Spiderman. Ci serve per una Ricerca ricerca all'università. all'università e questo Allora, dovete, Filippo Spiderman. dovete fare delle ricerche avanzate perché Filippo Spiderman non si trova, non ha il Green Pass, non 35. può partecipare alle ricerche Secondo me, accurate. però, cioè, da quello che 35 posso intuire anni io, la mia anche. intelligenza, Ma la tua intelligenza questi che cercano a Filippo Spiderman Sono Filippo Spiderman. hanno capito bene. Deborah, ci sei quasi Certo. vicino? Eh? No, 37, nemmeno 39. Stefano De Ciantis. Già l'hanno detto, mamma. E quindi fate voi la ricerca, noi non possiamo 35, darvi 35. nessun indizio. Qui è 35, Rosalba. Nessun indizio possiamo darvi di Filippo 34. Secondo me Eh, già. 25. Già Ma abbiamo chi avuto 25 abbastanza. anni? Ne abbiamo avuto quando, abbastanza. quando scrivete l'età dovete scrivere Rosi Antonio, chi 25? Oppure- 35 bimbo. Rosalba. Rosalba 35. Rosalba 35? Cioè, secondo me 35. 25 Antonio ci fa. Ma chi? Addirittura. Mamma mia. No. Antonio, Ma devi significa specificare che siamo chi proprio di tutte e giovanili. due 25 chi? O Noi- Rosalba o Noi Rosi. accettiamo i vostri complimenti, Certo. però gli anni ci sono, ragazzi. È più piccola lei. Chi? Chi è più piccolo? Tu sei più Tu. piccolo. Noi Angela siamo ci vecchi, fa, è più vecchi siamo. piccola lei. Ormai siamo vecchi. Rosy, Rosy. hai Certo capito che- bene, bravo. Pochi anni ci togliamo, ma pochi. È una cosa che forse Una decina. Allora, una cosa che è difficile da indovinare. Chi è più grande di tutti e tre? Difficile. da Ah, indovinare, difficilissimo. molto difficile. Indovinarlo è difficilissimo. È una cosa... Angela, vabbè, Ne siamo ha 31. coetanei, io ne ho 31. Ah, più. C'è un messaggio nuovo. Stiamo so facendo- quello. È per una tesi di laurea. Stiamo facendo un'analisi psicologica del soggetto in questione, cioè Filippo. Potremmo essere vicini ad una svolta della psicologia moderna e vi conviene fare una ricerca molto più accurata perché vi verrà Il molto capo è più difficile. grande. Angela ha detto il capo è più grande. Antonio, Rosy, dimmi. Perché questa ricerca Alberto, universitaria, 45 mamma anni. mia, Antonio, vi Mi dimmi. prenderà dimmi. molto 45 molto
molto 45. tempo. Poi Antonio dice Rosy, dimmi qua sono. Alberto ha 45 anni. Rosy, Wow. Rosy, La più vecchia io sono. Io sono la Rosy più e Rosalba. Rosy quanti anni c'ha e Rosalba quanti anni c'ha? Aspetta, quanti anni hai? Boh. Prossimo live. Ci Mi porterete in prenoto. giro con voi video e ricette. No, mi fare cucinare. Vi prego. Rosy, quando vieni qua poi cucino e mangiamo assieme. Allora, Dove è finito Nino di Paceco? dove è finito Nino di Non lo Paceco? A sappiamo, Paceco, solo sarà che Paceco. non l'abbiamo trovato, ci siamo andati alla ricerca di Nino di Paceco, ma purtroppo Allora, Angel, non da l'abbiamo te come si chiamano? Arancina o arancino? Perché noi abbiamo questo dilemma in Sicilia da sempre. trovato. Ma sarà arancina, no? Sì, arancina. Arancina. A Trapani arancina pure. A Palermo Più forse che una arancino. tesi per Arancino. Filippo servirebbe una ricerca dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ah, lì non metto lingua. Arancino dicevi si chiama. Ah. Arancino. Arancino. Lì non posso mettere proprio lingua, ragazzi miei, non vi posso dire altro. Andate a constatare di persona. Grande Filippone. Si può dire che Filippo non aveva peli in bocca. Assolutamente No, Peli in bocca non aveva. siamo grandi fans di Filippo, Spider-Man. Vi Vi prego. prego. Fate Di- un altro video con lui. No, no, non me lo puoi chiedere questo perché io non ci voglio avere niente più a che fare. Rosalba Quindi- quando vede o quando No, no, sente no. Guarda, a io Filippo quando- Spider-Man si scombussola tutta. Quando Comincia a io già chiamare, ci passa- vengono le No, no, crisi. non è che mi vengono crisi, mi verrebbe voglia di fare altro, mi trattengo, però non posso manco incontrarlo, proprio mi dà un senso di ribrezzo. Tutto qua, quindi cercatelo, Impressione, cercatevelo impressionante. voi perché io non voglio più averci a che fare, ne ho avuto veramente tanto. E, diciamo è molto impressionante. No, 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 va bene così. Siamo grande fan di Filippo Spider-Man e vi prego fate un altro video con lui. Ma poi chi sono? Benedetto. Benedetto? Ah. Benedetto. Ma vero che un giorno è uscito nudo per strada e l'hanno rinchiuso da qualche parte, non lo so. Ma anche perché pure se è uscito nudo per strada. La In mezzo alle ragazza, campagne la di ragazza Capodanno. mi ha scritto, quindi ottimo, Angel. La ragazza mi ha scritto. Già c'è scritto. Hai capito? Hai Angel. ottenuto. Ah, Che facciamo adesso? Salutiamo tutti i nostri fans perché già sono 1:15, io devo andare ancora Esatto. a preparare, anche Sì. se farò un pranzo veloce, però i miei piccolini, uno ne ha 18 e l'altro 12, figurati, aspettano che io preparo il pranzo per farli mangiare, quindi non sono qua come la Rosy, perché la Rosy comincia a cucinare, a preparare alle 8 9 del mattino. Ragazzi, vi ringraziamo per questa mezz'oretta che ci avete tenuto compagnia. Ci siamo tenuti compagnia. abbiamo Allora, fatto- Stefano mi sembra una persona per bene e rispettabile, non condivido quello che dite. Allora, Stefano, io non posso dire che una persona non è rispettabile perché ognuno ha la propria dignità ed è rispettabile sicuramente. E sono io che non voglio più averci a che fare, quindi indipendentemente dal fatto che sia rispettabile o meno, a me viene il voltastomaco. Lo so. Tutto qua. C'era scritto io Quindi sono va Nino. bene così, per me è andato bene così. Ognuno ha la propria personalità e deve essere Angel è rispettato. sempre simpaticissima e bravissima persona. Bravissima persona. Grazie Angel. Che facciamo? Allora, salutiamo. Ciao ragazzi, una buona giornata e Saluto buon pranzo a a tutti. tutti. Vi vogliamo bene. Ci vediamo alla prossima diretta perché Rosy si vuole insegnare a intervistare intervistare le i cuori solitari. Quindi ci vedremo Abbiamo spesso un nuovo prossimamente. acquisto. un nuovo Ciao ragazzi, un bacione a tutti. Buon Ciao, ciao pranzo. Rosy. Ciao ragazzi.